Al CPIA qui alla ex Quasimodo, oggi cerimonia finale dei laboratori estivi rivolti ai migranti in collaborazione con l'ufficio Migrantes diocesano. Abbiamo anche la presenza qualificata del cardinale, del provveditore, ecco, a coronamento di un'azione di stimolo e di pungolo ma anche di formazione che il vostro istituto fa. Sì, abbiamo anche la presenza della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, questo vuol dire che le autorità condividono, e non può che essere così, perché tutto quello che può aiutare questi ragazzi che sono qui, e noi siamo un paese che li accoglie, non per niente, come dire, l'Europa ci riconosce, ma ce lo riconosce pienamente il ruolo che noi stiamo svolgendo. Come diceva lei, è un tentativo di far passare con estate a questi ragazzi apprendendo la lingua italiana e perché noi imparando anche qualcosa. I 3 laboratori sono laboratori importanti, come quello dell'informatica, del decoupage, della fotografia. Alcuni ragazzi proprio dalla passione di questi giorni vorranno fare anche questa cosa. Qualcuno vuole fare il fotografo, qualcuno vuole continuare a lavorare nel campo informatico, qualcuno col decoupage. Abbiamo fatto anche, come dire, un mini torneo di calcio, oggi i ragazzi aspettano le medaglie, la medaglia d'oro, la medaglia d'argento, la medaglia di bronzo. Bene, quando le più istituzioni si mettono insieme riescono a produrre questo. È stata una stagione curriculare molto esaltante quest'anno scolastico e ringraziamo gli Migrantes per quello che ci hanno permesso di fare e quindi di ampliare anche alla fine, grazie a questi progetti educativi, la nostra offerta educativa del CPIA è ormai una grande realtà, non solo in questa provincia ma in tutte le province siciliane, ma credo che Agrigento sia una di quelle province che più abbia interpretato la mera integrazione di questi nostri studenti. Ci auguriamo di andare avanti con più autonomia decisionale rispetto ai processi educativi per l'aggregazione di tutte quelle attività che servano l'integrazione proprio per questi ragazzi che vengono fuori, che si integrano nel nostro territorio. La scuola è questa, quella dell'integrazione col territorio, con le istanze del territorio, ma anche tutti quelli che si avvicinano per trovare un'alternanza a quelle che sono state le diseguaglianze e le grandi testimonianze negative di tutta quest'area del Mediterraneo, e noi vogliamo essere strumento per migliorare tutto questo, se ci riusciamo. Don Franco presente a questa cerimonia finale dei laboratori estivi rivolti ai migranti in collaborazione con l'ufficio Migrantes diocesano. Sicuramente è un'azione, una collaborazione importante per tanti, non solo per il nostro territorio ma anche per questa gente che affronta pericoli e sacrifici per venire in Italia. Sì, ritengo di sì, perché è una piccola risposta a quelli che dicono che questi sono giovani scansafatiche, che non hanno voglia di fare niente. Quando uno fa le proposte poi le risposte arrivano. Per questo dico è importante per loro, perché anche attraverso queste piccole esperienze si accorgono che c'è tanta gente attorno a loro che li guarda benevolmente, ma credo che sono esperienze utili anche per noi, perché nel vedere che questi ragazzi hanno voglia di fare qualcosa e qualcosa di buono, ci aiutano a credere che è possibile la convivenza, l'importante è che non ci si guardi con diffidenza. Possiamo dire che l'impegno che hanno manifestato, l'interesse, la partecipazione ai laboratori è stata superiore anche a tutte le più rosee aspettative. Abbiamo avuto una frequenza altissima e anche la possibilità per questi ragazzi di entrare in una comunicazione, in una socializzazione gli uni con gli altri, insieme ai volontari che sono partiti e anche con coloro che hanno condotto materialmente i laboratori. Questo, abbiamo detto ottimisticamente, è la prima edizione, quindi ci auguriamo che si possa continuare in futuro anche magari in maniera diversa, più ampia.